Siusi e Patrizio News. Ci siamo qui, vi raccontiamo un po' di cose sul turismo, sui viaggi, su tutte queste cose, come se non succedesse niente, ma noi siamo qua. Facciamo finta che il mondo vada bene. Va tutto bene. Che devo dire? Va bene. È uscita la Happy City Index, Happy City Index, sì, la classifica delle città più felici del mondo. Allora, naturalmente è stata fatta da un ente inglese, l'Institute for Quality of Life, e analizza 250 città con vari parametri, no? L'economia, l'ambiente, l'innovazione, l'inclusione, la mobilità, l'istruzione, la cultura, la salute e il benessere, lo stress, l'alimentazione, i trasporti, la qualità dell'aria e gli spazi verdi. Sì. E chi ha vinto? Chi ha vinto? Ha vinto Copenaghen, seguita da Helsinki, Ginevra, Uppsala in Svezia, Trondheim in Norvegia, e poi c'è Tokyo, e poi c'è Berna, Malmo, Monaco, Zurigo, Barcellona, è solo 12ª, e la prima italiana qua, sai chi è? Sai chi è? Dillo. Bologna. Ma che si è messa al 73esimo. Ma dai, è una cosa terribile. Comunque senti, io non sono d'accordo, voglio dire, qui sono tutte città del nord. Al nord è freddo, c'è poca luce e tutto il resto. Cioè, pensa un po' a te, se voglio dire, allora la qualità della vita, la felicità, dov'è? È solo nell'economia, nel fatto, insomma, no, è anche nel potersi mettere al sole e poter vivere al caldo. E quindi la città che per me è sicuramente la maggiore felicità, sicuramente la felicità, è Siracusa, con 272,61 ore medie di sole al mese. Vabbè, lo sapevo. Però devo dire che quando sono andata a Noto, che è poi lì vicino, pioveva. Ah, vabbè, ma questo fa parte. C'è nel filmato In viaggio con mia figlia, Sicilia, potete andare a vedere. Lo trovate su Per Caso TV, come tutti gli altri film. Su Samsung sono il principale. Toscana, sì, una terra che è un eterno palcoscenico, ma se alla parola palcoscenico aggiungiamo il nome Torre del Lago, il risultato naturalmente è Puccini. E infatti Torre del Lago, siamo dalle parti di Viareggio, sa va San dire, il 17 e il 24 luglio e poi il 1° e il 9 agosto celebra il 72esimo Festival Puccini e celebra anche il centenario della Turandot. Allora, il Festival Puccini è uno degli appuntamenti culturali più importanti della Toscana. È il principale festival lirico italiano, ovviamente, dedicato a Giacomo Puccini. Dura dal 1930 e richiama ogni anno migliaia di spettatori da tutto il mondo. Propone grandi opere pucciniane, ovviamente come Tosca, Bohème, Madama Butterfly e Turandot. E sono interpretate sempre da artisti di fama internazionale. Il palcoscenico è appunto il teatro all'aperto da oltre 3.000 posti, affacciato sul lago, vicino alla casa museo di Puccini. La Toscana è una terra che è un eterno palcoscenico. Sì, ma cosa ci puoi dire? Non ci puoi dire niente. È il posto, uno dei posti più belli del mondo, altro che... Vabbè, dai, Helsinki, proprio. Vabbè, vai avanti. Vabbè. Allora, labirinto d'artista. Fate in fretta perché il 28 giugno a Fontanellato, vicino a Parma, nel labirinto dal labirinto dell'Amazone, c'è una mostra dedicata a Erté. Dai! L'artista russo naturalizzato francese, protagonista dell'Art Déco tra gli anni 20 e 30. Il percorso ripercorre la carriera di Erté tra moda, teatro, cinema e arte decorativa. Ma che belle cose! Mettendo in luce il suo stile che ha segnato l'immaginario del Novecento, no? C'è questo aspetto, insomma, Art Déco, liberty. L'esposizione curata da Valerio Terraroli collega Erté e l'editore Franco Maria Ricci, fondatore del Labirinto dell'Amazone. Ricci era un personaggio straordinario, il labirinto è un posto magico. Sì, lo so perché ci sono stato. Guarda il Guardiamolo, filmato, dai, sono curiosa. Qui
la grande umidità fa rima con opportunità e alla fin della discesa mi ritrovo una sorpresa. Vagando per la pianura padana sono arrivato nel labirinto dell'Amazone, il labirinto di Franco Maria Ricci, grandissimo designer, artista e soprattutto grandissimo editore che è recentemente scomparso. Franco Maria Ricci ha cominciato come artista grafico. Guarda, tutti i marchi che ha disegnato lui in gioventù. Poi dagli anni 60 ha realizzato collane e libri d'arte che hanno fatto la storia dell'editoria. L'amore per il carattere Bodoni e poi la qualità della carta, la cura del colore, all'insegna della qualità e raffinatezza. Negli ultimi anni si è dedicato a progettare e realizzare questo palazzo incantato in mezzo alla pianura padana. Edoardo, mi aiuti a capire dove sono capitato? Ci troviamo in un labirinto, in un luogo magnifico e fantastico, ma che in realtà esiste grazie a Franco Maria Ricci, che già negli anni 70, grazie all'amicizia con Borges e ai colloqui avuti con lui, ha sviluppato e poi terminato nel 2015 questo grande progetto, una cittadella che non è soltanto un'architettura neoclassica ma anche molto locale, perché la tradizione e le competenze che Piercarlo Bontempi, architetto insieme a Ricci, ha messo nella progettazione di questo luogo si ispirano appunto alla pianura padana. Il risultato è la sintesi tra una corte agricola padana e un cenotafio monumentale, in cui la pietra vista mette in bella vista simboli iniziatici, citazioni storiche dagli egizi al Medioevo, con l'aggiunta di qualche sfumatura assiro-babilonese. Il nesso, secondo te, tra la pianura padana e quest'opera qual è? Per esempio la forma a stella di questo labirinto, che è una stella a 8 punte, ricorda proprio le città rinascimentali del nord Italia. Viene in mente Sabbioneta e qui nel museo c'è anche un plastico. Beh, qui il plastico e la pianta del labirinto con ogni evidenza si riferisce a Filarete, architetto del 400, tra l'altro è quello che ha fatto la torre del Castello Sforzesco e ideò la città ideale. In qualche modo anche per Franco Maria Ricci questo forse rappresentava la città ideale. Questo sì, è un luogo dell'anima, quindi ci si perde dentro un grande giardino e in questo caso è un giardino di bambù. L'esperienza di perdersi nel labirinto è imperdibile, ma mi preoccupa. Non si sa mai. E io come Pollicino lascio le bricioline, così bene o male ne uscirò. In questo labirinto naturale che occupa 8 ettari di terra, composto da 200.000 piante di bambù di 20 varietà diverse, mi sento a metà tra il Minotauro e Pollicino, anzi Pollicione, perso in un percorso simbolico intestinale, bello e inquietante, come la prigione d'aria del mago Merlino. Allora, va bene. San Francesco, posso parlare di San Francesco? Prima di che questo filmato e anche tutti gli altri li trovate su Per Caso TV. Ma certo, Per Caso TV, lo sapete, no? E la trovate dappertutto, con i, come si chiamano, i televisori smart. Avete Samsung per esempio, ma anche Sony, li avete? No, tutte le marche. Siamo lì, c'è Trovate. Lo trovate. Vai. Anche su Amazon Prime ci sono delle cose, va bene. Vai avanti. Allora, andatela a cercare. San Francesco, possiamo parlarne anche noi perché ne parlano tutti, cioè praticamente sono 800 anni dalla morte di San Francesco e lo celebrano tutti naturalmente. Ma a Perugia lo fanno in un modo speciale, legandolo al presente. Sono molto contenta perché c'è un amico che lo fa. Una mostra straordinaria a Palazzo Baldeschi fino al 1° novembre, quindi avete tempo. San Francesco, nostro contemporaneo, a cura di Costantino Dorazio. Con Costantino Dorazio abbiamo fatto il viaggio con la zia per la Rai e abbiamo girato. Posso assicurare che Costantino veramente le pensa tutte dal punto di vista dell'artista, eccetera, e quindi potremo trovare tantissime cose sul poverello di Assisi, tutte, per esempio i quadri ispirati a grandi nomi dell'arte moderna come Alberto Murri o Michelangelo Pistoletto e come Marina Abramovic, fino alla provocazione di Maurizio Cattelan.
È un'occasione per visitare il cuore dell'Umbria e San Francesco. E a proposito di ecologia e di pace, ci vuole. Sì, comunque guarda l'orologio, dobbiamo salutare, però Sì, i saluti sono impegnativi perché dovete andare sul nostro, vi invitiamo ad andare sul nostro sito Italia Slow Tour, tante notizie, tante cose, potete collegarvi direttamente, c'è il link con Per Caso TV, esatto. Ma ci sono anche delle convenzioni, per esempio con Columbus, l'assicurazione di viaggio, lì potete trovarla con uno sconto del 10%. Fate l'assicurazione. Questo vale anche su Turisti Per Caso. L'assicurazione adesso in questi tempi ci vuole, è indispensabile. Assicurazione multiservice, cioè assicurazione sanitaria, bagaglio e prenotazione per l'Europa 90 euro, e invece multiservice per il mondo 133 euro. Si può fare. E i bambini minori non pagano. Con questa bella notizia vi salutiamo. Ciao. E ci vediamo alla prossima. Ciao.